Bentornati a un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Osserviamo i danni provocati dal maltempo che si è abbattuto sul nord Italia nel pomeriggio sera di mercoledì, che ha portato allagamenti intensi temporali con grandine soprattutto sul Piemonte e sulla Lombardia, in serata anche sull'Emilia Romagna ma anche sul nord-est della penisola, con temporali che sono ancora in atto sulla Sicilia e continueranno fino alla giornata di oggi, giovedì 8 agosto, con l'azione quindi di celle temporalesche sul settore della Sicilia ma localmente anche sulla Calabria e l'Appennino centro-meridionale, condizioni più stabili per anticiclone rinforzo da sud-ovest che, come vedete, rimonterà e consentirà quindi di vivere nei prossimi giorni una escalation del caldo africano, soprattutto a partire dal weekend, con la durata molto probabilmente fino a Ferragosto. Ma vediamo assieme quindi quello che succederà nel corso dei prossimi giorni. Dopo una breve veloce ondata di maltempo mercoledì, avanzerà quindi il caldo africano con picchi già elevati nella giornata di venerdì sulla Sardegna, la regione più calda di tutta l'Italia nella giornata di venerdì, ma anche altrove, soprattutto sul Tavoliere delle Puglie 38 gradi, così anche come sulla Sicilia e la Calabria e anche come sulle regioni tirreniche tra i 36 e i 38 gradi. Sul resto dell'Italia tra i 34 e i 36 gradi, valori di caldo intenso con anticiclone che avanzerà sempre più verso l'Europa centro-meridionale, portando quindi all'allontanamento di un vortice che è situato sul est Europa, si allontana sempre più verso la Russia, e un vortice molto instabile che invece rimane situato sulla Scandinavia per portare forte maltempo a causa di correnti umide più addossate su quelle aree. Nella giornata di sabato continuerà l'avanzata del promotore anticiclonico africano che interesserà quindi tutta quanta l'Italia, così come anche gran parte dell'Europa, soprattutto la Spagna. Nella giornata di sabato valori anche oltre i 35 gradi al centro-nord, anche oltre i 37 gradi sulla Emilia Romagna e sulla Toscana. Più caldo invece farà sempre sulla Sardegna e sulla Sicilia e al centro-sud. Sul Tavoliere delle Puglie valori anche fino a 39 gradi. Durante il giorno sarà sempre sole e stabilità, caldo afoso dappertutto e notti tropicali. Sarà un weekend anche da bollino nero, ricordiamo, soprattutto per chi viaggerà nelle autostrade, nelle strade, per le numerose persone in viaggio per le vacanze estive. Condizioni che vedono, come si nota, una forte risalita di aria calda a causa di una depressione che si avvicina verso l'Irlanda. Questa depressione favorirà un'ulteriore spinta dell'aria calda di matrice africana verso tutta quanta l'Europa, portando un caldo veramente molto intenso, temperature molto sopra la media. Pensate che lo zero termico arriverà fino a 5.000 metri di quota, condizioni che non vedranno assolutamente nessuna precipitazione almeno fino alla giornata di domenica. Si nota infatti anche la giornata di domenica con tempo in prevalenza stabile, con la depressione che, come vedete, si avvicina sull'Irlanda, farà impatto proprio ad ovest dell'Irlanda. Questa depressione, che portando fortissimi temporali a carattere di nubifragio, provocherà quindi la risalita di quest'area molto calda africana. Valori oltre i 42 gradi sul Nord Africa, anche sulla Spagna, valori che schizzeranno nella giornata di domenica anche oltre i 39 gradi sulle due isole maggiori, così come anche sulla Puglia e soprattutto sulla Toscana, tra i 37 e i 40 gradi, tra i 35 e 38 gradi sulle medio-basso Tirreno, tra i 35 e 38 gradi sull'Emilia Romagna, tra i 34 e i 37 gradi sul nord Italia, così come mostra anche la grafica delle temperature previste nella giornata di domenica. Farà un po' meno caldo sulla Liguria, tra i 33 e i 35 gradi, ma sarà comunque caldo afoso dappertutto. Tornando alla grafica, si vede appunto questa depressione che porta la risalita dell'aria molto calda, e quest'aria molto calda africana si spenderà fin sulla Scandinavia. Questo promotore anticiclonico andrà nel corso dell'inizio della prossima settimana ad estendersi per portare quindi la discesa, come si nota, di aria molto fresca con associati forti temporali che si verificheranno sulla Russia e sui paesi del nord-est Europa confinanti. Un primo cenno di cambiamento potrà avvenire nella giornata di lunedì. Si nota come infatti abbiamo accennato prima l'espansione del promotore anticiclonico, con temperature qui anche elevate fino a 28 gradi sul nord Europa, tra la Danimarca e la Scandinavia. Toccheremo questi valori. Questo promotore anticiclonico si espanderà nel corso dei prossimi giorni sempre più verso il Polo Nord, per poi espandersi verso est, consentendo quindi il ritorno di correnti umide instabili di matrice atlantica. Avremo già un aumento della nuvolosità
stabilità a partire dalla Gran Bretagna, ma anche sulla Francia occidentale e sulla Spagna, con qualche piovasco non escluso, mentre il caldo sarà ancora molto intenso su tutta l'Italia, ancora stabilità, assenza di fenomeni se non qualche locale piovasco anche sulle Alpi, specie quelle occidentali, ma nulla di che. Altrove dominerà il sole. Da segnalare una piccola diminuzione nei valori termici massimi sulle due isole maggiori, specie sulla Sicilia, attorno ai 34-37 gradi, ma altrove saremo sempre oltre i 36 gradi, picchi anche di 38 gradi sulla Valpadana. Un flusso di correnti umide atlantiche, come abbiamo accennato prima, prova a spingersi sempre più verso l'Europa, e attenzione perché ci riuscirà in parte e provocherà anche qualche temporale non solo sulla Francia nella giornata di martedì, come mostra anche questa grafica, ma molto probabilmente anche sul nord Italia, con rischio soprattutto martedì pomeriggio sera di temporali molto intensi sulle Alpi e sulle Prealpi. Sconfineranno entro la serata anche sul nord Italia, sulle alte pianure del nord Italia, quindi prevale al momento un maggior rischio nella giornata di martedì per fenomeni estremamente violenti, dato il calore che si andrà a accumulare al suolo, e di conseguenza aumenterà l'energia in quota per la formazione di supercelle, quindi di forti temporali con grandine anche di grosse dimensioni. Una tendenza da valutare, ma che al momento mostra un alto grado di affidabilità, essendo che tutti quanti i modelli sono concordi. Bisognerà capire quali zone verranno interessate maggiormente da questo flusso, e purtroppo vi segnaliamo però che non vi sarà alcun calo delle temperature, essendovi ancora l'anticiclone africano protagonista, almeno fino a Ferragosto, ma questo è già un primo segnale che può vedere un indebolimento dell'anticiclone a seguire per il passaggio molto probabilmente di correnti fresche nord atlantiche a partire dalle regioni settentrionali. Vi aggiorneremo, intanto continuate sempre a seguirci.